All'ospedale di Portogruaro sono iniziati i lavori della nuova recovery room o sala di risveglio, di fatto un'estensione del comparto operatorio, una terapia intensiva quindi in grado di accogliere 7 pazienti che necessitano di un monitoraggio continuo dei parametri vitali nell'immediato periodo post-operatorio. Nel frattempo si sono conclusi anche i lavori di realizzazione del nuovo reparto di Day Week Surgery per la degenza breve dei pazienti ambulatoriali. Uno sviluppo importante questo per l'ospedale di Portogruaro, sempre più decisivo per fronteggiare le fughe di pazienti verso altre ULSS. Abbiamo investito nelle infrastrutture, nelle tecnologie, adesso stiamo pensando, già col dottor Bramezza, di pensare anche a una ulteriore fase che è quella di un master plan per dare anche più spazio agli edifici, quindi a tutto quello che è la fase delle degenze e degli ambulatori e dei laboratori. Abbiamo voluto il Presidente con noi per inaugurare 2 importanti opere qui all'ospedale di Portogruaro. Uno è l'avvio dei lavori che saranno conclusi entro fine anno della Recovery Room, che è una terapia intensiva adiacente alla sala operatoria, dove i pazienti vengono portati subito dopo l'intervento e quindi questo aumenta la sicurezza per il paziente stesso operato, ma anche la velocità degli interventi stessi. Poi abbiamo inaugurato la Day Week Surgery, che è il nuovo reparto da 16 posti letto per gli interventi a bassa intensità, e questo permette di aumentare di 2000 interventi all'anno qui a Portogruaro la capacità produttiva delle nostre sale operatorie. €1 milione è il costo di realizzazione della Day Week Surgery, ricavati dalla vendita del vecchio ospedale di Portogruaro. Stesso costo anche per la Recovery Room, realizzata invece grazie alla donazione della famiglia Marzotto, a cui si è aggiunta subito anche la Same Gym di Ceggia per la realizzazione del progetto esecutivo, anch'esso donato all'ULSS 4. Se una struttura vive il territorio lo deve vivere in tutti i sensi, quindi non solo a livello industriale, ma ci deve essere anche un discorso sociale dietro, e questo è indispensabile. Appena è successo questo problema grave del Covid-19 abbiamo immediatamente pensato cosa si poteva fare, esserci, e quindi grazie al sindaco di Portogruaro e grazie ai medici qui dell'ospedale ci siamo incontrati, abbiamo visto che c'era questa possibilità, che era un progetto che loro avevano da tanto tempo in atto, e abbiamo detto ok, abbiamo deciso credo in 3 giorni. Ma diciamo che la cosa fantastica della donazione è che questa donazione è stata fatta in parte dall'azienda e in parte dai dipendenti che hanno donato delle loro giornate di ferie per fare questo progetto. Questo è un motivo d'orgoglio per me come imprenditore. Noi siamo riconoscenti a questo territorio e ci sentiamo in dovere di ridistribuire della ricchezza e sostenere in questi momenti particolari questo territorio.